Governatore Fedriga, un'importante alleanza istituzionale per il Museo Gortani che ha portato un rinnovamento della struttura che potrà anche essere importante, come lei ha detto, per attrarre turisti. Sì, noi in realtà questi sono i primi passi che stiamo facendo verso una riqualificazione che non è semplicemente di questo museo, ma del sistema museale soprattutto che racconta la cultura, le radici, le tradizioni, i lavori del Friuli Venezia Giulia, in questo caso in particolar modo della montagna. Noi stiamo facendo importantissimi investimenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia, penso che posso dire con assoluta chiarezza e senza possibilità di essere smentito che siamo l'amministrazione regionale che più sta investendo nella montagna, perché crediamo che sia un'opportunità non soltanto per quest'area della regione, ma per tutta la regione. Per questo dai percorsi culturali ai percorsi che favoriscono il turismo invernale a quello estivo, alle possibilità di investire in nuove strutture per quanto riguarda il benessere, sono tutti puzzle di un mosaico che vogliamo fare per la montagna affinché i turisti possano conoscere sempre di più il Friuli Venezia Giulia e possiamo rilanciare sempre di più quest'area della regione che, ribadisco, è un'opportunità di lavoro, un'opportunità imprenditoriale, un'opportunità di sviluppo. Assessore Gibelli oggi ha visitato il Museo Gortani, conti in ordine e un programma importante per il futuro. Sì, conti in ordine tutto, il Museo Gortani adesso è perfettamente omologato ai sensi di ogni normativa sulla sicurezza e mi preme sottolinearlo, e c'è un gruppo motivato che lavora al Museo Gortani, non è più il gruppetto di persone tristi senza visitatori e quindi senza la possibilità di fare il loro lavoro, e credo che veramente sia uno dei presupposti dei quali aveva bisogno il MES, il Museo Etnografico di Storia Sociale, che coinvolgerà tutta la regione, per poter partire effettivamente. E mi fa piacere che oggi il Presidente Fedriga sia venuto a vedere, anche se lui non aveva visto gli orrori precedenti, che finalmente si è venuto a vedere e abbia constatato che cos'è oggi il Museo Gortani.